del Carignano, i vini della cantina di Sant'A, di Sant'Antioco, Calasetta, la cantina Seimura, la cantina Mesa di Sant'Anna Resi. Bene, detto questo io vorrei passare la parola all'assessore Grosso. Prego assessore per un saluto diciamo inaugurale, le cedo il mio microfono assessore. Grazie Francesca, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti per chi è la prima volta che partecipa a Carignano Music Experience, benvenuti per quelli che ci stanno seguendo già da 3 domeniche. Bene, è molto bello questo scenario, un palcoscenico io penso unico. Io prima stavo pensando e paragonando all'anfiteatro di Cagliari, scusate, non sarà l'anfiteatro di Cagliari ma ha un fascino che più o meno è quello, quindi merita veramente un applauso. Io sono stata qui per caso 2 mesi fa perché si è insediata questa nuova amministrazione, giustamente loro dicono noi non abbiamo una cantina, però noi facciamo parte dell'associazione delle strade di Carignano, noi desideriamo partecipare a questo grande evento che la provincia ormai da anni sta organizzando e che sta oltretutto ampliando, perché insomma quest'anno addirittura sono 6 eventi. E io al sindaco gli ho detto: sindaco, ma dimmi qual è il sito che è caratteristico di San Giovanni, deve essere qualcosa che deve affascinare, perché io devo giustificare perché come provincia non facciamo l'evento nelle cantine. Ma ha detto: beh, noi abbiamo un sito archeologico bellissimo, il Sloci Santo. Che cos'è questo Sloci Santo? Allora, sotto il sol caliente di mezzogiorno siamo venuti, abbiamo visitato questo meraviglioso posto e io spero che questa manifestazione serva veramente a farlo conoscere e quindi a cercare di valorizzarlo, iniziando da noi province e tutti quegli altri soggetti che possono far confluire dei fondi per proseguire gli scavi e veramente dargli la vera importanza che ha, perché è un luogo affascinante, un luogo magico. E poi io sono salita sin lassù assieme a te e si vedono tutte le isole, la prima, la nostra, la Sardegna, poi Sant'Antioco e Carloforte. Infatti un mio amico qua, che è qui presente, non faccio nomi, produttore di vini, mi ha detto: beh, qua bisogna inventare un nuovo vino, un nuovo Carignano col nome le 3 isole. Ed è una bella idea, infatti lo suggerisco a chi ha le cantine. Bene, questa sera avremo tutte e 5 le cantine del Sulcis, quindi avremo il piacere di assaggiare tutti, diciamo, il Carignano che producono le 5 cantine che fanno parte dell'associazione, perché sono loro che offrono questo vino, questo prodotto di eccellenza, che ormai loro sono ambasciatrici nel mondo di questo prodotto. È vero, noi non abbiamo solo il Carignano, abbiamo tante altre cose, però questo è un prodotto che sta iniziando a farsi conoscere. Un binomio col tonno che noi stiamo assolutamente sponsorizzando perché è a chilometri, è a miglia zero, nel senso che ce l'abbiamo qui nel nostro mare e poi comunque con chef come Achille e tanti altri chef che fanno parte della strada, come dire, possiamo pregustarlo in piatti veramente eccezionali. Non voglio portarvi altro tempo perché è giusto che parla il padrone di casa, il sindaco, e poi un particolare ringraziamento. Antonello, grazie perché ci ha messo a disposizione questo borgo che è un gioiello. È un bed and breakfast che io spero possa essere conosciuto, ecco, da tutti, perché sono quelle cose belle che è giusto che vengano conosciute. Fabio, che dire? Speriamo di continuare con questa manifestazione negli anni, portando sempre degli artisti internazionali come quelli di oggi, come quelli che abbiamo avuto le scorse domeniche. Insomma, un binomio perfetto. Achille, che dire? Di te non posso dire niente perché lo sanno tutti che io adoro la tua cucina, quindi non posso dire altro. Niente, quindi buona serata a tutti, buon spettacolo e buona degustazione. Grazie assessore. Allora, grazie assessore Grosso, passiamo la parola al sindaco di San Giovanni Suergiu, Federico Palmas. Buonasera a tutti. Non nascondo e fra l'altro non voglio neanche nascondere la mia emozione, e non solo emozione ma contentezza e felicità nel vedere questo sito finalmente valorizzato, fa parte della nostra storia, del nostro patrimonio, e quindi è bello legare sempre archeologia, ambiente e turismo insieme. Si può fare questo connubio
e si possono valorizzare i nostri siti rispettando anche l'ambiente. Oltre al sito, qua c'è un'altra particolarità molto importante, il borgo, che una famiglia di artigiani del nostro paese ha saputo ricreare come una volta. Io penso che questo sia un indirizzo, dobbiamo andare verso questa direzione. Non abbiamo più bisogno di palazzine per ospitare dei turisti, abbiamo dei bellissimi meadows, dobbiamo valorizzarli, questa è la direzione su cui si deve andare. Per il resto dico, sono emozionato perché da ragazzo con qualcuno dei miei compaesani venivamo in bicicletta a girare qua, vederlo adesso con questa grande manifestazione mi rende orgoglioso. Una cosa che vorrei dire è che oggi c'è qua dentro storia, tradizione, archeologia. La cosa che dobbiamo portare forse nel prossimo evento è anche ricordarci che abbiamo una lingua. Noi sardi abbiamo una grande lingua ed è penso che stiamo in sardo che ne senti bregongie de nisciunusu a paga pagu e osa comprendi l'importanza della lingua e non esti in un dialetto ma una lingua. Quindi io spero che piano piano si abbiano anche appuntamenti dove si valorizzi la lingua sarda. Ringrazio a tutti per la loro presenza e lasciatemi dire, non mi dilungo mai in ringraziamenti, però questa volta veramente l'assessore ha fatto tanto, la ringraziamo veramente. E due sue collaboratrici come Roberta e Simona hanno fatto un grande contributo e poi voglio ringraziare anche tutti quelli che senza una lira hanno per giorni lavorato e si sono messi a disposizione. Non sempre, queste grandi manifestazioni non si fanno solo con i soldi del comune perché non ne ha tantissimi, ma si fanno con la disponibilità delle persone, con chi crede in questi eventi e chi si mette a disposizione. Ringrazio veramente di cuore tutti quelli che hanno contribuito a questo evento. Buonasera. Grazie Sindaco. Prego, 2 parole al padrone di casa, mi pare doveroso. Salve a tutti, benvenuti alla manifestazione qui di Sloci Santus. Questa è la necropoli dove io quando ero ragazzino giocavo e pensavo che quelle diciamo grotte lì le avesse fatte mio nonno, quindi pensate, ho passato la mia vita qua, ormai ho 49 anni e da 7 anni vivo in quest'area qua, no? Conosco quindi bene il borgo e anche la necropoli. Per vedere il borgo non ci sono parole per descriverlo, venite voi, lo vedete poi capirete cosa abbiamo fatto in silenzio per oltre 10 anni di lavoro. Grazie. Grazie Antonello.